La mortalità è alta, ma per fortuna abbiamo una situazione non diversa dal resto del Veneto. Ogni volta che parlo dei decessi divento triste e quando parlo di numeri è ancora più triste, ma devo dirvi oggettivamente che non sono numeri diversi dal resto della regione. Così il direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, Antonio Compostella, introduce il drammatico argomento dei decessi in Polesine di coronavirus, in particolare nelle RSA. Sulla mortalità devo parlare di numeri, ma non lo faccio in maniera asettica. Cerco di darvi un quadro oggettivo, ma nel massimo rispetto di quelle persone che questi numeri e percentuali rappresentano, spiega il numero uno della sanità polesana. Già nella prima ondata, ma ancora di più in questa seconda ondata, la mortalità ha caratterizzato questa pandemia. Mi riferisco al numero di persone decedute positive. Prendendo il periodo di riferimento dal 21 febbraio 2020 al 5 gennaio 2021, quasi un anno purtroppo, i morti positivi al virus totali residenti in Polesine sono stati 255. I deceduti a domicilio sono stati pochissimi, la maggior parte è morta in ospedale o nelle RSA del territorio. L'età media di mortalità dei maschi è 80 anni, nelle donne 86, in generale quindi 83 anni è la media di età dei morti positivi. Il maggior numero dei decessi è avvenuto a dicembre 2020, ben 142 morti. Poi novembre con 45 morti e poi il mese di aprile 2020 con 28 decessi. Dicembre è stato in assoluto il mese più triste. Da ottobre il numero totale dei decessi è 10 volte quello della prima ondata. Il tasso di letalità, ovvero la percentuale di persone decedute con positività al Covid rispetto al totale dei positivi, è del 3% circa, in linea con la media regionale, inferiore a quella nazionale che è del 3,4%. Le persone decedute in ospedale sono 194 dall'inizio della pandemia, tra queste ci sono anche persone non residenti in Polesine, ha detto Compostella. Nelle RSA ne sono morti molti di più nella seconda ondata che nella prima ondata. Come dato cumulativo, in tutte le RSA dal 22 febbraio a fine agosto abbiamo avuto 12 decessi. Erano stati 9 in ospedale e 3 in struttura. Sono invece da settembre al 5 gennaio 110 i morti della seconda ondata dentro le RSA o portati in ospedale dalle RSA positivi. 43 di questi sono morti in ospedale.